del Deportivo nel tentativo di mettere in movimento esattamente Konak, che però è stato anticipato in fallo laterale. La rimessa è proprio per la squadra del Deportivo La Coruña in questo finale di partita. 4-0 il vantaggio per il Barcellona, che chiaramente è imperversato per tutto l'arco della partita. Poi un errore adesso da parte di Ruben, stava per consegnare il pallone sui piedi della corrente Paulinho. Sempre Deportivo in questo finale di partita che controlla a centrocampo il pallone, poi chiaramente tenta un allungo sulla sinistra, ci prova Lucas, la penetrazione, Lucas, tiro, parata del portiere, gli ha negato il gol, molto bravo l'estremo difensore Ter Stegen che ha ribattuto coi pugni. Ancora questo nuovo tentativo, cercano il gol della bandiera i giocatori in maglia bianco-celeste, gran botta come ho detto prima, è parata di pugno di Ter Stegen che è riuscito a ribattere. Ci prova con Guilherme, allarga sulla destra, come ho detto prima il migliore per quanto riguarda il Deportivo, lo stesso Lucas, parte il traversone di Lucas, la palla che viene allontanata, ma è lo stesso numero 7 che guadagna nuovamente il pallone, buona la finta, cerca la penetrazione, si allarga adesso sulla sinistra, serve il suo compagno di squadra Borges, parte il controtraversone, la palla è lunga sul secondo palo e c'è l'intervento da parte del Barcellona, la palla viene deviata in calcio d'angolo ma non c'è tempo perché l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, 4-0 rotondo, un 4-0 che ovviamente premia la formazione che ovviamente è prima in classifica e sta meritando la posizione che occupa. Ricordo i marcatori: doppietta di Luis Suarez, doppietta di Paulinho, i saluti da parte dei giocatori in maglia blaugrana con quelli biancocelesti. Nel frattempo vediamo c'è un'incursione di un tifoso, viene braccato, incredibile, viene braccato adesso dagli uomini della sicurezza. C'è stata un'incursione da parte di un tifoso che probabilmente voleva andare a salutare comunque i giocatori del Barcellona, è un giovane tifoso che è stato bloccato immediatamente, una corsa immediata da parte dei controllori a bordo campo e viene allontanato e messo fuori dallo stadio. Per cui 4-0 con l'inno ufficiale del Barcellona che continua a mantenere così la prima posizione in graduatoria. Deportivo La Coruña che chiaramente per conquistare la salvezza dovrà cercare punti su altri campi. Direi di chiudere qui il nostro collegamento questa sera con Barcellona. Renato Scaro naturalmente vi dà appuntamento alla prossima partita del calcio internazionale, sarà a gennaio, esattamente il 28 gennaio sarò a Liegi per la partita del campionato belga tra lo Standard Liegi e l'Anderlecht, una classica del campionato belga. Naturalmente ho l'occasione per augurare a tutti voi buone feste, il calcio on the road a cura di Renato Scaro in tutta Europa. Grazie a tutti, dal No Camp è tutto. 4-0 la vittoria del Barcellona, la linea che può tornare allo studio.